Siamo qui sul Soligo a bordo di una tradizionale barca in legno a remi per un'intervista particolare con Giacomo De Stefano. Giacomo De Stefano, da dove vieni e come mai ci troviamo qua sul Soligo? Allora, io sono di origine piemontese valdostana, però ho vissuto tantissimi anni a Venezia, dove ho imparato a conoscere le barche a remi e mi sono innamorato delle barche di legno in particolare. Ci troviamo sul Soligo perché stiamo per iniziare un viaggio che si chiamerà Un altro po' di navigazione con una barca di legno molto simile a questa, da Trieste a Torino. Quindi questo viaggio partirà nella primavera del 2026 e si chiamerà Un altro po'. Un altro po' è un gioco di parole, perché ovviamente percorreremo quasi tutto il Po, però molte vie di navigazione che, come il Soligo, sono state dimenticate, sono bellissime. Qui quest'acqua è stupenda, pieno di trote, e come vedete sul Soligo non c'è nessuno, e nessuno penserebbe di navigare perché ci sono sbarramenti, cascatelle eccetera, che sono state ponti a raso come quello, e l'idea è quella di portare fondamentalmente le persone a conoscere questi fiumi, questi canali, queste lagune, e navigarle in maniera sostenibile. Io non uso motore, quindi andiamo a remi e a vela, perché una volta i burciari risalivano il Po, i grandi fiumi come l'Adige, il Brenta, il Sile e molti altri, utilizzando di giorno in estate una corrente d'aria, una termica, che risale il fiume, e poi riscendevano a vela. Quando non c'era vento trainavano le barche con buoi, cavalli o anche a mano sull'Alzaia, che qua se ne può vedere un esempio, c'è ancora un po' rimasta un po' di questa via sulla quale si poteva trainare. L'idea di questo viaggio è quello di parlare di un turismo lento, un modo di viaggiare lento, sostenibile, quindi senza inquinare, parlare di economia sostenibile, quindi intervisteremo personaggi del mondo del fiume, ma non solo, quindi letterati, cantanti, biologi, maestri d'ascia, contadini, pescatori. E poi soprattutto parlare delle acque, quindi cercare di difendere le acque dall'orrore che siamo riusciti a fare in questi ultimi 100 anni, con costruzioni nelle golene, discariche abusive, prelievi di acqua per irrigazione che lasciano il Po praticamente senza acqua, al di là del cambio climatico. E quindi cercare di portare su questi fiumi un pochettino di saggezza di nuovo e di rispetto, visto che questi fiumi ci hanno dato tutto, perché davano alle città nelle quali che attraversavano, davano tutto, davano acqua, davano trasporto, davano pesce, permettevano di lavare, di smaltire a volte i rifiuti, quando ancora erano rifiuti soprattutto organici. E quindi penso che abbiamo un dovere di ricordarci di questi fiumi e trattarli bene. E oltretutto potrebbero essere, come nel mio precedente viaggio che feci da Londra ad Istanbul con una barca a remi, la stessa barca che utilizzeremo, 5400 e passa chilometri, utilizzando solo la forza delle braccia e quella del vento. Ci sono paesi come la Francia e la Germania che sui canali, sulle vie navigabili, hanno una rete di quasi 8000 chilometri, fanno un turismo sostenibile che permette anche di creare una grande ricchezza. L'Inghilterra, la Francia, la Germania. Quindi noi stiamo cercando di farlo nuovamente anche nelle nostre lagune, tutte le varie lagune in Veneto e in Friuli, sui laghi, però ancora siamo molto molto lontani da quello che potremmo fare. Quindi la gentilezza che dovremmo applicare nella nostra vita e cercare di portarla soprattutto nei confronti di queste acque, di questi fiumi che sono meravigliosi. Prima parlavi di altri viaggi, sempre a bordo di una barca a due remi. Ci puoi magari raccontare, spiegare quali altre esperienze di questo tipo hai avuto e quante ne hai avute? Sì, io ho avuto molte esperienze sulle acque. Il mio amore per le acque è nato quando andai a vivere a Venezia, appunto a studiare, e scoprì la laguna. Io prima ero un montanaro, io sono un montanaro fondamentalmente. E iniziai, il primo viaggio fu nel 2006 su una barca, una grande barca di legno a vela,
lungo le coste della Croazia, dell'Albania, del Montenegro fino alla Grecia, e si chiamava Sulle ali del leone questo viaggio, e voleva riscoprire un po' le rotte della Serenissima, quindi quello che rimaneva un po' di questa cultura del Mar Adriatico e Ionio. Poi nel 2007 feci un altro viaggio con la stessa barca lungo le coste dell'Albania, perché volevo scoprire questo paese, vincere anche un po' i pregiudizi che c'erano contro all'epoca gli albanesi, molti erano visti non troppo bene. È un paese stupendo, una cultura incredibile, ricchissima, e persone straordinarie, devo dire, ho scoperto, e ci sono tornato molte volte. Poi nel 2008 risalì il Po, il primo viaggio che si chiamò Un altro Po, come quello che stiamo per fare. Partii da Venezia con una barchetta, tutti mi dicevano non ce la farai mai, lascia qua i remi, lascia le vele qua, e io la risalì a vela e a remi il Po, controcorrente, proprio facendo prima molte interviste ai burciari, a quelli che trasportavano. Famoso era a Battaglia Terme, il museo delle imbarcazioni, andai a parlare con Cappellozza, Riccardo Cappellozza, questo uomo fantastico, figlio di famiglie di burciari che sul Sile, Adige e Brenta portavano le mercanzie. Adesso dobbiamo girarci perché la corrente è qua, adesso mi giro. E quindi abbiamo scoperto la più bella via d'Europa, forse d'Italia, come la definì Goethe, credo, quando venne in Italia e scese sul una specie di burchiello, il Po. Dopo il Po feci un viaggio, il viaggio che mi mise più sulla mappa, sempre facendo comunicazione, quindi all'epoca già nel 2006-2008 era l'inizio dei social, io già parlavo di queste cose, quindi avevamo un blog, un vlog e comunicavamo. Radio 24 ci seguiva tutti i giorni, 3 minuti. Il 2010 fu l'anno di Man on the River, l'uomo sul fiume, quindi da Londra ad Istanbul con la barca, parlando sempre degli stessi temi, quindi protezione delle acque, turismo lento, viaggiare lento anzi, senza lasciare traccia, senza usare motori, e soprattutto cercando di far conoscere chi vive sul fiume, sui fiumi, quindi economie sostenibili e soprattutto quello che può rappresentare un fiume nell'economia di una delle nazioni. Ho attraversato 15 nazioni in quel viaggio che vivono lungo i fiumi, quindi Danubio, Reno, Meno, poi il Mar Nero, per arrivare infine a Istanbul. È un viaggio durissimo, molto bello. Poi feci nel 2014, mi pare, Volta a Maiorca, la circonnavigazione dell'isola di Maiorca con una vecchia barca tradizionale maiorchina per aiutare i maestri d'ascia e per lottare anche contro il fatto che a Maiorca ogni estate si consumano 400 milioni di bottiglie d'acqua di plastica e poi si buttano negli inceneritori, se ne riciclano molto poche. E poi nel 2013-2015 invece fece un viaggio che si chiama Man on the Snow, l'uomo sulla neve, in onore alle mie origini montanare, e partì da Maiorca con barca, poi bicicletta di legno e poi sci da Oslo fino a Capo Nord, e fu un viaggio che durò praticamente quasi 3 anni, 3 inverni, per scoprire poi una rotta, invece una cosa abbastanza drammatica, cioè la Lampedusa artica, i profughi che venivano da Afghanistan, Yemen, Siria, che anziché passare per il Mediterraneo, che era una rotta molto pericolosa, decidevano di fare una rotta di 15.000 km e passare dall'Artico, quindi entrare nell'ultima propaggine settentrionale della Norvegia, quindi a Capo Nord praticamente, a Kirkenes, e entravano lì, se non che il governo norvegese li tenne in una specie di lager e poi decise di cacciarli quasi tutti, e ne erano molti morti. Quindi questo viaggio, che era con gli sci, era un viaggio che poi si mutò e io andai a cercare questi profughi per cercare di intervistarli. Comunque arrivai a Capo Nord e in totale furono più di 6.000 km. Quindi mi piacciono le passeggiate, insomma. E quindi che siano con sci o con bicicletta o barche, cercare di raccontare delle storie.
quindi i miei non sono imprese le mie, assolutamente, sono progetti di comunicazione per far parlare delle acque e di tutto quello che è legato all'acqua e a quello che ci può dare. Noi siamo fatti per il 70% di acqua, quindi se non ci occupiamo delle acque intorno a noi, smettiamo di occuparci di noi stessi. Noi oramai siamo rimasti dell'idea che l'acqua è nel supermercato in bottiglia, apriamo il rubinetto, viene, ma quest'acqua viene comunque da un mondo che esiste e bisogna essere attenti e gentili con questo mondo. Quindi lui vive lo stesso senza di noi, ma noi senza di loro non viviamo, quindi bisogna uscire da quest'ottica dell'ambientalismo, del dualismo, sì, no, cambio, non cambio. Ragazzi, qui siamo in un mondo che ha bisogno di gentilezza e andare anche un po' più lenti.